yëg sëñ Bamba ak yitte ci liggéeyub sëriñ Bamba bi ay ca murit yëg sëñ Bamba ak yitte ci liggéeyub sëriñ Bamba bi. Buonasera a tutti, come vedete ci ritroviamo di nuovo ospitando i nostri partner del Gonzato Group. Di qui alla mia sinistra c'è il dottor Davide Gonzato, l'amministratore delegato, e Luca Favaro che è il project manager. Buonasera. Oggi siamo a Pontedera il 28 di marzo insieme alla Confederazione delle Associazioni Senegalesi Mouride Cheikh Ahmadou Bamba per presentare il progetto della ringhiera della moschea di Touba. Come sapete il califfo Sheikh Muntaka Mbacké ha lanciato le grandi opere, cioè la ristrutturazione, il restauro della grande moschea, ampliando tutto il fuori e mettendoci anche una ringhiera nuova, e ha delegato alla diaspora Mouride d'Italia di fare questo lavoro. Noi abbiamo questa fortuna di avere come partner il Gonzato Group. Di qui abbiamo l'amministratore delegato. Davide, buonasera. Buonasera, salve. Ti volevo chiedere come è nato questa collaborazione e cosa mi racconti, quali sono le impressioni, perché ho saputo che sei andato a Touba e sono quasi 6 mesi che stiamo collaborando. Sì, allora devo dire che tutto è nato in modo un po' casuale dal nostro lato, perché comunque un giorno di 14 mesi fa all'incirca abbiamo ricevuto una telefonata e una mail dove ci è stato chiesto da parte della comunità Mouride di partecipare effettivamente a questo progetto, e immediatamente abbiamo capito dell'importanza del progetto che avevamo davanti. Ci siamo sentiti in obbligo quasi subito di organizzare una spedizione per fare un sopralluogo in loco. Io purtroppo il primo viaggio fatto non sono potuto andare per questioni personali, mi era recentemente nato un figlio, ma l'azienda è scesa quasi subito a vedere di che cosa si trattava. Diciamo che io poi però sono andato successivamente qualche mese dopo, quando si trattava di presentare effettivamente il progetto della recinzione della moschea, ed è stata un'esperienza meravigliosa, come tutto il percorso che ci ha portato dal principio fino ad oggi dove siamo qui. È stato sempre carico di emozioni e a me piace dire che sembra quasi che siamo stati scelti un po' dal destino per partecipare a questo progetto, perché ogni momento è un momento carico di emozioni e sembra che tutto quanto si muova verso la direzione corretta, come fa un fiume, diciamo. Ma come esperienza è in primissima in Senegal o in Africa di questo genere, lavorare per esempio su opere religiose? Allora, a noi è capitato di fare altre forniture in opere religiose, ma in Africa è la prima in assoluto. Poi però qualche progetto in Africa l'abbiamo già fatto negli anni, abbiamo partecipato a diverse forniture in Nigeria piuttosto che in Sudafrica e anche nella zona del Maghreb. In Senegal non avevamo mai partecipato a dei progetti direttamente, abbiamo fatto diverse forniture a clienti senegalesi, perché noi oltre a fare grandi progetti forniamo anche componentistica metallica per i serramentisti e i fabbri in generale, e in Senegal c'è qualche nostro cliente importante. Se posso essere indiscreto, in Senegal, arrivata a Touba, avete potuto notare delle difficoltà per arrivare a questo progetto, o ci sono solo fasi positive? Avete visto un po' una sensibilità, l'estetica religiosa? Quali sono state le problematiche che avete avuto? Allora, diciamo che noi siamo un'azienda che è molto molto concentrata sul tema ornamentale metallo, e quindi su quello noi abbiamo fatto diverse proposte e immediatamente abbiamo trovato che le proposte fatte
tra le proposte fatte, alcune sono piaciute e su quello si è fatto uno studio approfondito che devo dire anche grazie allo studio di architettura che ci ha accompagnato, Studio OneWorks, con l'architetto Leonardo Cavalli e Andrea Sanguinetti, abbiamo sviluppato delle geometrie, dei design che sono comunque ispirate all'architettura della moschea, quindi quello che è il modello finale che noi andremo a produrre per la grande moschea è di fatto ispirato comunque alle geometrie della Quindi avete fatto un modello ad hoc per tuba? Ad hoc, certo. E come si chiama? Si chiama modello tuba. Eccolo, volevo venire qui, come sapete è stato fatto proprio un modello ad hoc chiamato modello tuba. Io mi giro da Luca che è il project manager. Un progetto così grande impiega tanto lavoro e tanto logistica. Come pensate di arrivare a tutta questa successione? Perché penso che dovete essere voi a programmare questi qui. Certo, un progetto del genere necessita di una grande attenzione e, come dicevo, anche con grande rispetto nell'affrontare comunque un paese diverso, con una cultura diversa, e bisogna cercare di collaborare, come a me piace dire, che significa lavorare assieme. Penso che le problemi di logistica si supereranno semplicemente con delle buone prassi di cui noi siamo abituati a usare nei nostri progetti, e interfacciandoci naturalmente con le maestranze locali eccetera e con la cultura locale andremo senz'altro a trovare quella che è la sinergia perfetta per portare a compimento nel migliore dei modi questo progetto molto ambizioso. Ho sentito dire da voi delle parole molto forti che dicevate sulla collaborazione fra la comunità senegalese e Gonzato. Non lo so chi di voi, magari l'amministratore, che avevate tre punti: fiducia, trasparenza e rispetto. Cosa vi spinge a tirare fuori queste parole? Come accennavo prima, fino ad oggi è stata un'esperienza molto emotiva, un'esperienza nella quale non ci siamo sentiti soltanto un fornitore che viene chiamato a fare una fornitura, ci siamo sentiti parte di un progetto e di un disegno e quindi quando ci si sente parte di qualcosa sorge naturale avere l'atteggiamento giusto, che è l'atteggiamento che dovrebbe essere sempre quello che guida le persone di buona fede, ma che magari ogni tanto nelle comunità moderne non è così. Invece noi abbiamo sempre lavorato con questo spirito, con questo approccio, ma in questo caso più che in tutti gli altri ci sentiamo proprio parte del progetto, pur non essendo noi dei Murid di fatto, ci sentiamo partecipi di questo percorso e quindi in quanto partecipi ci sembra scontato dover avere rispetto, fiducia e trasparenza. Luca, un progetto così, in quante fasi pensate di finirlo? 3, 2, 4? Allora, per ora la pianificazione di questo progetto è stata divisa in 4 parti. 4? Sì, diciamo che la divisione diventa abbastanza spontanea perché il progetto è un parallelogramma e quindi evitiamo di cantierizzare tutta la zona della moschea in modo tale che lasciamo il rispetto della liturgia del luogo sacro e cerchiamo di essere il meno impattanti possibile e il più efficaci possibile. Quindi l'idea comunque anche di spezzettare i trasporti in più fasi è relativa al fatto di riuscire a controllare le fasi in maniera molto precisa e anche con grande attenzione. E sul costo dei lavori, più o meno un costo più o meno diciamo generale, quanto si dovrebbe quantificare più o meno? Allora, ci sono alcuni valori che sono dei valori fissi, che sono i valori dei materiali che effettivamente verranno prodotti e questi si possono quantificare in circa 2.360.000 euro. Mi ero scordato di chiedervi il materiale, acciaio o ferro battuto? Allora, si tratta di ferro battuto che viene zincato a caldo per garantire una durata nel tempo. E con l'impatto ambientale
nei paesi subsahariana, la garanzia di durabilità più o meno su quanto siamo? Allora, parliamo di un materiale che in condizioni buone può essere eterno praticamente. Perché mi sa che quando siete stati in Senegal avete visto la ringhiera che c'era, è stato un materiale lavorato in Italia, penso. Allora, credo il perimetro interno della moschea è sicuramente di produzione italiana e si vede che effettivamente c'è stata comunque una buona mano che ci ha lavorato, mentre quello che è il perimetro dove andremo ad intervenire noi, che è il perimetro esterno, il prodotto attualmente secondo me presente in sito, che andremo a sostituire, non è di fatto all'altezza della moschea, e quindi è secondo me opportuno effettivamente intervenire. Per tornare al discorso delle materie prime utilizzate, noi utilizzeremo dell'acciaio dolce, del ferro zincato a caldo, credo che sia zincato a caldo, giusto Luca? Sì, mi conferma che è zincato a caldo. Forse ho dei problemi col microfono, mi sentite? Sì, è l'altro, okay. Sentiamo. Zincato a caldo perché possa durare nel tempo, e chiaramente questo è fondamentale vista la stagione delle piogge, che ogni tanto dà effettivamente degli accumuli d'acqua importanti sul territorio di Tuba. Oltre alla stagione delle piogge c'è anche il tema legato alla sabbia che aggredisce molto i materiali. Andremo a fare delle verniciature idonee che possano resistere il più a lungo possibile all'azione continua che ha la sabbia sui materiali, sulle superfici. Quindi, per essere chiaro Luca, su 4 tappe, facendo un po' a scaglioni, dovremo finire i lavori, ma sulla tempistica di durata quanto pensate di poterlo finire, in quanto più o meno? Perché come sapete bene il Califfo ha lanciato le grandi opere 2 settimane fa proprio, e da lì si pensa di finire la nuova moschea entro 14 mesi. Pensate di rientrare nella tempistica? Allora, il nostro impegno è volto certamente a questo tipo di obiettivo, perché per noi è fondamentale cercare di essere un partner per la vostra comunità, e ci sentiamo parte anche di questo progetto. A me ha impressionato molto quando è stato detto che la moschea è comunque un progetto infinito, no? E fare parte di una piccola parte di questo progetto infinito è veramente un orgoglio e una responsabilità, quindi per noi è fondamentale cercare di rispondere in termini anche di tempistiche. Chiaramente l'elemento che per ora per noi è tutto da valutare è l'interfaccia tra quello che sono le maestranze locali e la nostra operatività. Chiudo facendovi questa piccola domanda. Spesso in Italia siamo in un contesto molto ostile all'immigrazione, e qui abbiamo un esempio di scambio reale molto importante, come anche modello di sviluppo. Che insegnamenti prendete? Perché spesso quando si vede lo straniero di colore, li si vede sempre con qualcuno che ruba, non lavora, che chiede. Qui siamo in un esempio di scambio, di cooperazione economico fra nord e sud molto importante. Che insegnamenti tirate da questo? È un argomento di cui parlavamo io e Luca giusto a pranzo qualche minuto fa, e partiamo col dire che generalmente questo tipo di sensazioni, dunque la diffidenza, la paura, sono frutto dell'ignoranza, no? Non ignoranza intesa in modo negativo, ma della mancata esperienza. E io posso dire che per quel che ci riguarda è un percorso che ci sta arricchendo tantissimo. Stiamo vivendo delle esperienze che ci stanno facendo crescere passo dopo passo tantissimo, e ci rendiamo conto di quanto sia importante condividere tra culture diverse, che poi alla fine non sono altro che l'espressione di popoli che hanno un'origine diversa ma che sono la stessa cosa in un certo senso, no? E che siamo destinati a dover condividere, perché il mondo, bene o male, si sta rimpicciolendo, e io sono super a favore di occasioni tipo quella che stiamo vivendo oggi. Per me è un sogno essere qui oggi.
per me è bellissimo essere qua mentre parliamo e sentire i vostri canti religiosi alle spalle, per me è bellissima questa cosa. Scambi economici, scambi culturali. Io penso che da qui possiamo abbattere un muro e aprire un ponte. Ma io vengo da un territorio che ha una città unica al mondo che si chiama Venezia, e Venezia è nota per la sua bellezza, la sua eterogeneità, e quella è data proprio dal fatto che Venezia fondamentalmente era un porto e ha rappresentato un incrocio di culture, e io francamente nella mia vita ho sempre cercato di mettere il piede sui paesi sconosciuti con quell'apertura mentale e con quella grandezza, diciamo, con quella gioia di affrontare qualcosa di nuovo. Infatti io dico sempre a chi mi dice, che mi chiede com'è quel posto in cui sono stato, che non sono attendibile, perché sono entusiasta sempre dei luoghi in cui vado, perché incontro le persone che sono quelle che fanno la differenza sostanzialmente. Grazie. Allora, come vedete bene, oggi è stato un dibattito molto bello, perché siamo qua in Italia parlando di un progetto in Africa, in Senegal più precisamente, dove cittadini italo-senegalesi hanno creato, lavorando con dei partner italiani, che sono vettori di sviluppo economico, perché qui si parla di un progetto di un paio di milioni di euro. In un momento di crisi pensiamo che queste sono le esperienze da raccontare all'Italia, non da dire che ci sono clandestini, perché qui il lavoro che si farà sarà frutto dei nostri diciamo, guadagni che ci siamo autotassati, di qui un progetto che abbiamo finanziato interamente noi dalle nostre tasche, pagandolo in una ditta. Veramente una cosa bella. Per noi è un grandissimo onore far parte di questo progetto e ne sentiamo tutte le responsabilità, devo dire la verità. Io spero che il prossimo interview lo faremo a Touba, quando certo, ci sarà il momento, inshallah. Di inaugurare la ringhiera e di così da cominciare un progetto infinito, o di far parte di un progetto infinito. Grazie, come si dice, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. yëg sëñ Bamba ak yitte ci liggéeyub Sëriñ Bamba bi ay ca murit yëg sëñ Bamba ak yitte ci liggéeyub Sëriñ Bamba bi